Che tipo di pressione è? Come la sta vivendo lei? Ma sai, cioè io la vivo comunque come una responsabilità, questo è fuori dubbio, ma io ho una precisa responsabilità, quella di riportare il Napoli a costruire una squadra solida che possa avere l'ambizione ogni anno di lottare per qualcosa di importante. Io sento questa pressione. Poi capisco benissimo che la cosa più semplice che ti possano dire è e poi a me piace vivere la città, quando ti scoprono, tra virgolette, no? Sotto il cappello e gli occhiali, la cosa che ti dicono, ah, mister, lo scudetto, ma io dico, la parola che dico sempre, che rispondo, dico pazienza, ci vuole pazienza e capire che le vittorie si costruiscono, non si inventano. Può capitare che la inventi dall'oggi al domani, è successo in passato, potrà succedere anche in futuro, però ecco io quello che mi sento di garantire è di prendermi la responsabilità di ricostruire un qualcosa con fondamenta solide che possa durare nel tempo. Questa è la responsabilità che io sento. Per il resto dico pazienza, pazienza, sapendo, ripeto, che l'obiettivo è quello di rendere orgogliosi i nostri tifosi, rendere orgoglioso il popolo napoletano, soprattutto di riconoscersi nella prima squadra. Questa è la responsabilità che sinceramente io mi sento addosso.